Ecco, allora, chiaramente anche per quanto riguarda il discorso dell'acqua c'è da dire che insomma, si affronta un tema molto vasto e come accennava prima Michele Boato l'abbiamo diviso giusto per, come dire, anche per le valenze che esso implica in aspetti, come dire, positivi legati al bene acqua, alla risorsa acqua e in quelli che sono invece aspetti negativi connessi appunto alle problematiche idrogeologiche. Allora, per quanto riguarda gli aspetti positivi, diciamo, l'acqua vista come risorsa, abbiamo suddiviso anche questo contesto, questo elemento in vari ambiti, cioè connessi ai vari utilizzi che poi ha l'acqua per quanto riguarda appunto gli usi umani. L'elemento fondamentale, uno degli elementi principali che noi abbiamo messo al primo posto per quanto riguarda appunto gli utilizzi della risorsa acqua, c'è l'uso civile dell'acqua, diciamo è l'uso che c'è più prossimo perché è quello che riguarda è l'acqua che arriva nelle nostre case, che quindi come dire, vediamo direttamente come elemento essenziale per la nostra vita quotidiana. Ecco, sotto il profilo degli usi civili abbiamo un attimo individuato e nucleato una serie di elementi che vanno nella direzione della riduzione del consumo dell'acqua, perché chiaramente l'acqua è un bene sì, è una risorsa sì rinnovabile, però è anche limitata e quindi bisogna fare i conti con la sua disponibilità limitata, specialmente in determinati periodi ovviamente. Ecco, per quanto riguarda il discorso quindi della riduzione dei consumi, dato che la maggior parte della risorsa idrica viene poi impiegata in agricoltura, c'è appunto anche il discorso dell'impiego in questo ambito, appunto dell'introduzione di nuovi sistemi per ridurre appunto il consumo in questo settore. Però appunto tornando al settore civile c'è una battaglia fondamentale che si è giocata su questi elementi. Sì, no, volevo rimanere ancora un attimo sul discorso degli usi civili perché chiaramente su questo elemento, su questo contesto si è giocata una battaglia fondamentale che è legata ai referendum che hanno decretato la volontà popolare perché l'acqua rimanga un bene comune, una risorsa comune, una risorsa dichiarata fondamentale per l'umanità appunto e che quindi deve essere garantito il principio appunto della sua pubblicità. Si deve quindi respingere ogni tentativo di mercificazione dell'uso dell'acqua. Noi abbiamo assistito a un vero e proprio attacco, se vogliamo, un vero e proprio assedio a quella che è la condizione diciamo, di carattere pubblico dell'acqua nel tentativo di finanziarizzare i profitti legati a questo settore e fortunatamente si è vista una fortissima reazione da parte dei cittadini attraverso una serie di comitati che si sono organizzati in reti eccetera e che hanno portato appunto a un esito positivo del referendum. Noi crediamo che questo elemento sia come dire, di fondamentale importanza, che gli esiti del referendum vadano difesi in tutti i modi, anche perché appunto dopo il referendum c'è stato il tentativo di coartato più o meno di cancellare i risultati e quindi di tornare nella direzione appunto della privatizzazione. Quindi è fondamentale presidiare questi esiti, anzi andare ancora di più nella direzione di garantire il carattere pubblico dell'acqua attraverso la sua costituzionalizzazione, cioè l'inserimento in Costituzione del diritto all'acqua. Passando al settore agricolo, noi abbiamo individuato una serie di elementi, diciamo, vado molto velocemente, che sono connessi all'uso irriguo vero e proprio, cioè l'uso appunto che va a alimentare i campi, che va a alimentare appunto l'agricoltura e l'uso zootecnico, che è un altro uso molto importante e che purtroppo ha avuto anche ha un costante incremento specialmente nel mondo. Allora, per quanto riguarda l'irrigazione è fondamentale, è importante individuare intanto delle colture a basso consumo d'acqua e promuovere anche un passaggio da colture di carattere estensivo che comunque implicano un grande consumo di risorsa idrica a fronte di limitato valore dei prodotti per certi versi e quindi passare appunto da coltivazioni tipo mais, soia, grano a coltivazioni più di carattere intensivo
quali possono essere ortaggi, culture in serra, frutteti e cose del genere, che sono appunto molto più, garantiscono appunto una produzione molto più di valore. Favorire poi chiaramente quella che è la filiera corta, quindi incentivare intanto coltivazioni biologiche, biodinamiche, e che quindi in questo modo garantiscono un rispetto della terra anche in termini di impatti inquinanti, e integrare, cioè fare incontrare la domanda dell'offerta agricola attraverso la filiera corta, quindi andare verso il chilometro zero, l'agricoltura di prossimità e tutto ciò che appunto favorisce la vicinanza tra chi produce e chi consuma. Noi diciamo no agli OGM, chiaramente diciamo no ai biocombustibili, perché sono ovviamente un modo improprio di sfruttare la terra e quindi anche la risorsa idrica, e noi crediamo invece appunto che ci sia la possibilità anzi di andare nella direzione esattamente opposta, cioè di togliere la chimica diciamo dal settore alimentare e dal piatto. Quindi è fondamentale per quanto riguarda il discorso zootecnico ridurre il consumo di carne ovviamente, perché questo è altamente impattante, cioè si parla di consumi mostruosi. Per produrre un chilo di carne ci vogliono 15.000 litri d'acqua, cioè parliamo di rapporti appunto di consumo tra consumare prodotti vegetali e consumare carne, che è mostruoso. Di conseguenza è fondamentale tornare a promuovere la nostra dieta, la dieta mediterranea, favorire una dieta vegetariana e comunque a basso consumo, a bassa presenza di carne. Sì, vado velocissimamente a questo punto, semplicemente elencando gli altri settori. Parliamo velocemente del settore industriale, che è un settore che i cui consumi sono andati riducendosi nel tempo in relazione al fatto alla forte deindustrializzazione che riguarda il paese. C'è da dire che per quanto riguarda la riduzione dei consumi bisogna introdurre le migliori tecnologie disponibili proprio per quanto riguarda appunto la possibilità di ridurre la quantità d'acqua impiegata in industria, e un'altra cosa fondamentale per quanto riguarda il settore industriale è l'abbattimento dell'inquinamento, che è un elemento fondamentale in termini di aggravio, come dire, delle condizioni ambientali e delle condizioni di salute delle popolazioni. Il settore idroelettrico è un altro settore specifico che a fronte appunto di un consumo d'acqua, di un prelievo d'acqua dai fiumi, non determina però dissipazione dell'inquinamento della risorsa, e quindi da questo punto di vista il problema fondamentale sono i tratti d'alveo sottesi che rimangono in asciutta, e quindi è fondamentale il discorso appunto di garantire del flusso minimo vitale, e anche possibilmente passare dal concetto di flusso minimo vitale al concetto di deflusso ecologico, che è un concetto più ampio che fa sì che non ci sia, come dire, il rigagnolo d'acqua giusto pro forma che passa nel tratto sotteso, ma che ci sia una quantità d'acqua sufficiente a garantire la vita e, come dire, il proliferare del benessere del corso d'acqua. Passando velocemente al discorso dell'altro aspetto dell'acqua, cioè i danni che l'acqua è in grado di produrre, e quindi esaminando le questioni legate al dissesto idrogeologico abbiamo diviso un attimo l'ambito in due contesti, diciamo, geografici, orografici, l'ambito montano e l'ambito della pianura. Per quanto riguarda l'ambito montano, insomma, è fondamentale ritornare a curare il territorio, quindi la presenza ad esempio ripopolare le valli montane, ritornare a introdurre le coltivazioni anche, come dire, quelle orticole di piccole dimensioni e piazzamenti appunto anche limitati, che implicano anche comunque sistemazioni del territorio tipo terrazzamenti, imbrigliamenti e contenimento quindi della sistemazione delle pendici. Rimboschimento delle aree pedemontane. Le montagne in realtà non hanno grossi problemi perché appunto anzi il rimboschimento è proceduto, l'unico problema forse dei boschi montani è quello dell'abbandono. Bisogna provvedere a rimboscare le zone pedemontane e collinari che invece sono state rimboscate parecchio nel dopoguerra, e quindi intervenire in questo senso per quanto riguarda appunto la messa in sicurezza dei tratti montani, anche a favore della riduzione degli effetti di smottamento, frane e fenomeni di questo tipo, dissesti di questo tipo. Per quanto riguarda la pianura, il discorso è presto fatto, nel senso che è fondamentale dettare uno stop immediato al consumo di suolo, tanto quello agricolo quanto quello naturale,
e quindi fermare appunto ogni processo di impermeabilizzazione del suolo. Per quanto riguarda appunto l'acqua, il problema che ha l'acqua con la terra, la relazione che ha l'acqua con l'elemento terra è quella appunto della capacità del terreno di assorbire l'acqua che precipita e quella che non può essere assorbita, che possa essere smaltita dalle reti idrauliche esistenti. Quindi ecco, mi fermo qui perché appunto poi gli elementi fondamentali erano questi. Grazie.